Sei incidenti a distanza di poche ore nel tratto maledetto della A4 che è stata chiusa mandando la viabilità nel caos. Il primo verso le 7:30 ha coinvolto tre mezzi pesanti tra il nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il tutto si è risolto verso le 9:30 con disagi alla viabilità ma senza feriti. Poco prima un secondo incidente si è verificato nel tratto a tre corsie, sul ponte sul tagliamento. Coinvolti due auto articolati, uno dei quali ha perso il carico di granaglie. Solo 2 ore dopo il terzo incidente, alle 9:40 nel territorio di Latisana, sempre in direzione Venezia. Coinvolti due mezzi pesanti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che una volta arrivati hanno visto gli autisti dei due auto articolati già scesi dai loro mezzi. Uno di loro è stato trasportato dal personale sanitario del 118 all'ospedale. Per permettere le operazioni di soccorso e sgomberare le corsie dai mezzi e dal loro carico che si era rovesciato sull'asfalto, l'autostrada in direzione Venezia è rimasta chiusa al traffico. Verso le 14 si è verificato il quarto incidente della giornata. Alcuni mezzi si sono scontrati nel tratto della A4 che attraversa il Veneto orientale, tra gli svincoli di San Donà e Cessalto, questa volta in direzione Trieste. Il quinto incidente verso le 15 tra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia, tamponamenti tra auto che hanno formato 4 km di coda. Ancora un sesto incidente mezz'ora dopo, sempre in direzione Trieste, tra Cessalto e San Stino di Livenza. Anche in questo caso si sono formate code.